proviamo a dare una direzione, cioè i temi adesso anche della discussione, delle domande, così, dei dubbi che cerchiamo di chiarirci, proviamo a portarli sul tema che era iniziale, che volevamo proporre inizialmente, che è quello di dire, bene, che presupposti ci devono essere da cadetti, allievi, perché questi poi possano fare il salto di qualità a livello assoluto, ok? Quindi anche, non so, il tema degli infortuni, bene, che attenzioni avere a livello giovanile perché poi questi non abbiano infortuni e possano avere una carriera lunga, o qualsiasi altro tema adesso venga fuori. Proviamo a darci, se siete d'accordo, questa chiave, e così con questa chiave dopo riusciamo anche a concludere, insomma, così come avevamo intenzione di fare. Se posso risponderti per primo, uno dei problemi più grossi è l'uso dei sovraccarichi in età giovanile. Ripeto, le esperienze mie mi hanno detto che i sovraccarichi devono essere fatti su atleti fatti. Sugli altri, diciamo dai fatti in giù, abbiamo una gamma tale di esercizi a corpo libero che basterebbero, anche perché, ricordiamoci sempre questo, quanta forza mi serve per poggiare il piede a terra in 11 centesimi di secondo? Riusciamo tutta la forza che abbiamo accumulato a trasformarla in un impulso a terra? Solleviamo tonnellate, tonnellate, tonnellate. Qui Prodest? Faccio un esempio, guardate appunto i sollevatori di peso, quelli che sollevano l'ira di Dio. Quanto ci mettono a muovere il peso da terra, un peso che credete, lo saprete, 140, 150, 200, 200 kg, solo a provare, e un uomo riesce a sollevarli. In che frazione di secondo? Quella la forza la sfrutta, ma un nostro velocista, dopo aver sollevato tonnellate e tonnellate di pesi, riesce a trasformarli a terra? Pertanto io ritengo che soprattutto, chiaramente non ho prove scientifiche, il bilanciere sulla schiena porti grossi problemi, ma grossi problemi veramente. E guardiamolo veramente, vi prego, guardatelo bene. Se un ragazzo giovane fa pesi, state tranquilli che dopo un po' si infortuna. Ci sono passato anche io con un atleta, Garbin, un ragazzo che ha 14 anni, nato nel 65 e quindi negli anni 80 correva i 100 in 10,4. È andato a fare i primi raduni, hanno detto che bisognava potenziarlo e farlo andare ampio, mentre lui era un frequente. Prima cosa che gli è successo, pom, rotto il primo, all'epoca non c'erano nemmeno le ecografie e quant'altro, poi si è rotta l'altra gamba, poi si è rotta l'altra, fin quando praticamente ha dovuto smettere. Perché i programmi all'epoca prevedevano questo, prevedevano potenziamento, corsa ampia, eccetera, eccetera, cosa che adesso chiaramente sto lontano. Quindi proviamo a fare appunto un dibattito sul discorso della forza fatta con i sovraccarichi, soprattutto sulla schiena, su un ragazzo giovane. Rispondo io a Marco. Secondo il mio parere è fare prove multiple, oppure fare tantissime situazioni di allenamento, quindi che il ragazzo sia abile nella corsa avanti, nella corsa indietro, nella corsa laterale, nell'utilizzare vari angoli delle sue articolazioni, e quindi conoscere sempre di più e fargli capire quando deve contrarre una cosa, quando deve contrarre un muscolo, quando deve contrarre un altro muscolo. Quindi un allenamento molto più fine, molto più incentrato su alcuni particolari tecnici, però un allenamento a 360 gradi. Ecco, se mi permettete una battuta che io faccio spesso, che è quella di dire che quando un ragazzino viene in campo, prima di allenarlo bisogna farlo diventare normale. Ma questo perché effettivamente, al di là del fatto che forse bisognava farlo anche 30 anni fa, oggi ancora di più, perché giustamente, come ha detto qualcuno, sono praticamente costantemente al telefonino a giocare, e a giocare, non a giocare come magari giocavamo noi, almeno io, che sono un po' più anziano.
ma giocano con le dita e non con altro. Allora, io credo che, e qui guardo Francesco perché avevamo in mente delle cose da proporre magari nel passato un po' più recente, che era quello di dire l'attività giovanile va spostata, secondo me, sotto un aspetto completamente diverso rispetto a quello che si continua a pedissequamente fare nel tempo, che è quello di dare all'attività giovanile un concetto di multilateralità fatta anche sulle prove multiple, ma non tanto perché tutti debbano fare le prove multiple, perché su questo magari poi possiamo discutere con Francesco, ma perché sicuramente il fatto di fare più attività multilaterale dà la possibilità di farli diventare più normali. Noi poi abbiamo anche un vantaggio, diciamo, siamo tecnici di velocità da ostacoli, ma io non credo che si scinda molto la velocità con gli ostacoli, soprattutto quando sono giovani, e comunque i nostri velocisti possono tranquillamente saltare, cioè ci sono delle cose che secondo me vanno fatte. La forza, come ho detto prima, la forza è utile nella misura in cui serve a sostenere il gesto tecnico, non serve che usiamo i sovraccarichi, però impariamo a fare la girata, lo strappo, lo slancio, perché sicuramente sono utili e verranno utili dopo, si possono fare anche con i bastoni di legno, non occorre mica usare i sovraccarichi. E la parte addestrativa, che comprende anche gli esercizi di forza generale e il preatletismo generale, avete mai provato a far montare un ragazzo sopra alle parallele? Ci avete provato? Se le avete, usatele. Cade giù, molto probabilmente cade giù. Avete mai provato a far attaccare un ragazzino alle spalliere per vedere quanto sta attaccato con le mani? Io a scuola dico ai miei, siccome io insegno fuori città, dico andate dai vostri nonni, fatevi prestare un badile, provate a zappare un po' così vi rinforzate un po' le mani e le braccia, perché altrimenti le braccia e le mani non sono forti. Allora, io la visione non la vedo tanto quanto quella di dire sì, facciamo un velocista, facciamo un ostacolista, facciamo un saltatore in lungo, facciamo prima un ragazzo normale, addestriamolo, facciamolo diventare, scusate, un atleta a tutti gli effetti, cioè lo costruiamo, dopodiché possiamo decidere cosa fargli fare. Perché se noi lo costruiamo a 360 gradi, forse domani potrà diventare un atleta forte, qualsiasi sia la specialità, dalla velocità, agli ostacoli, ai salti, ai lanci, tutto quello che vogliamo. Francesco, però se mi permettete, poi la federazione mette l'Olimpiade degli quindicenni. È una stronzata. Bravo. Tanto per dirlo in francese. Sì, quello che ho pensato prima quando diceva lui. Francesco è stato chiamato in causa. Ma io ho un'opinione che parte innanzitutto da come è partito il discorso qui del Veneto. Voi vi siete messi insieme per ragionare in una certa maniera e avete chiamato dei personaggi che vi hanno aiutato dal punto di vista vi hanno dato un contributo per leggere la struttura di un ragazzo. Francesco ha parlato di prove multiple, quindi di un'attività multilaterale, quindi di un potenziamento e di abilizzazioni generali. Io aggiungo solo una cosa, quella degli equilibri. Cioè spesso non ci accorgiamo o dimentichiamo che le nostre forze possono essere diverse. Mi capita spesso di vedere che un quadricipite di una gamba sia diverso da quello dell'altra, che le forze siano incrociate, cioè quadricipite destro forte, bicipite sinistro forte, e questo crea tutta una serie di conseguenze nella corsa, nei salti, nei lanci, in qualsiasi tipo di azione. Ed è una cosa da valutare, e non possiamo neanche farci ingannare per esempio dal fatto di fare uno squat, un mezzo squat su una gamba e poi sull'altra, vedendo che ci si alza, magari un ragazzo si alza con tutte e due le gambe
Dobbiamo andare a vedere, per esempio, se si alza sfruttando di più il gluteo e magari il quadricipite no. Io vedo spessissimo questa cosa. C'è un ragazzo che si piega su una gamba e che si china in avanti, chiaramente va a usare il gluteo, quindi l'azione per tirare su sarà questa, dall'altra parte sale su dritto, quindi è chiaro che ci sia una differenza di forze. Tutto questo diventa fondamentale, importante per trovare che cosa c'è da andare a vedere. Quindi secondo me la prima cosa da fare, insieme al discorso dell'abilizzazione, del cercare di creare l'atleta, come diceva Francesco, anche cercare questi equilibri che stanno tra destra e sinistra, tra davanti e dietro, e che forse lì bisognerebbe andare ad insistere. Altre domande? È una cosa, lontano, è una cosa che prima ha detto qualcuno che mi è rimasto un po' in mente. Ho rubato l'idea. Quello che mi è rimasto in mente prima, che si è parlato soprattutto quando si va in campo e si va a guardare in faccia i ragazzi. Per me è importante. Li guardo in faccia e dico: come si sta oggi? Sei stanco? Hai studiato? Hai qualcos'altro? Poca voglia? Certe volte ho cambiato completamente l'allenamento di quel giorno perché vedevo che non c'era la voglia di lavorare. Erano stanchi per il compito che hanno fatto, perché hanno avuto altre problematiche. Quindi quando si butta giù una periodizzazione, logicamente può essere cambiata in qualsiasi momento. Può valutare che quel giorno decido di fare uno scarico. Quindi preservare ed anticipare gli infortuni sono fondamentali per me. Certe volte si è parlato di infortunio, mettiamo che corre e si fa male, ma non è quell'infortunio venuto in quel momento, se lo stava preparando prima, è successo prima questo infortunio e lì si è rotto. Quindi la mia prima preoccupazione quando entro in campo è se vedere i ragazzi in faccia e dirgli: ok, si può lavorare oggi? Benissimo, ogni tanto gli dico a uno: mi faccio male alle gambe, gli dico ridendo: non mi interessa, si lavora lo stesso, ma è una battuta. Devo vedere se in campo è pronto a lavorare in questo modo, perché a un ragazzo posso fargli fare lo stesso allenamento perché lo vedo vispo, pronto, preparato, all'altro lo mando in palestrina a fare un po' di addominali e dorsali. Questo è importante per me quando entro in campo, e questo dovrebbe essere ben chiaro a tutti gli allenatori, che quello che è scritto non è si fa quello, mentre ho sentito molte volte: ah, ma io devo preparare questi lavori, devo fare questi lavori. Lo trovo che non ha senso. Per me il tecnico, quando entra, il tecnico deve essere preparato a cambiare, ad evolversi anche lui completamente quel giorno là, deve cambiare mentalità. Questo per me è importante. Io volevo fare una domanda ai miei colleghi specialisti della velocità. Nel mio caso è un po' obbligato un mezzo di allenamento quali sono i balzi. Ci sono invece tante teorie sull'utilizzo o meno nei velocisti della parte appunto dei balzi. Capire un attimino, non dico qual è la verità, però vedere per ognuno se si utilizza molto, se non si utilizza, se, come ho sentito, estremizzato, assolutamente non bisogna farli, perché sennò abbiamo dei valori, delle spinte verticali che vanno ad inficiare un pochettino la parte velocità e questo insomma. Rispondo io? Sì, direi. Allora, io a questo punto faccio quello che ho fatto prima, rispondo un po' a braccio su tutti gli interventi che sono stati fatti e soprattutto cerco di rassicurare un po' gli allenatori, nel senso che chiaramente lavorando al CONI, all'Istituto di Scienza, oggi le apparecchiature di cui disponiamo ci permettono di fare delle valutazioni più raffinate anche sulla tipologia degli infortuni. Certo, mai avrei pensato di rivestire l'incarico che il CONI mi ha dato qualche giorno fa
nei confronti della federazione di atletica, il riatletizzatore. Io non avevo capito neanche che cosa fosse. Allora, che cosa accade? Accade quello che avete appena detto voi, che accadeva prima, ma in questo momento la situazione dei nostri ragazzi dell'atletica, specialmente dei ragazzi di livello elevato, dei nostri atleti top, lo vedete da soli, sono quasi tutti infortunati. E non si riesce a venire a capo come mai anche per allenatori vecchi, come insomma... Ci vuole, scusami, il riprogrammatore, no? Il riatletizzatore, scusami, ma questa battuta mi viene veramente dritta. Anche questo è un punto di vista. E allora praticamente non riuscendo a capire come mai un numero così alto di atleti si infortuna, praticamente sono stato incaricato, soprattutto non dalla parte tecnica, ma dalla parte, la richiesta è venuta dal medico federale, di creare uno staff che possa studiare questa tipologia e possa cercare perlomeno di capire che cosa sta accadendo e come mai tutti questi atleti subiscono infortuni. È logico che non è una cosa facile. Le apparecchiature ci aiutano in che senso? Allora direi che la prima cosa che bisogna conoscere per cercare di spiegare una parte degli infortuni è la conoscenza della biomeccanica, che è stata inventata in Italia dal professor Vittori. La conoscenza dell'anatomia abbinata alla fisica ci permette di conoscere i gesti della corsa, dei salti, il comportamento dei muscoli nel passo di corsa, nel salto, eccetera, eccetera, e ci permette di dare, non sempre, delle spiegazioni. Va bene? Quindi se io calcio in avanti, do una sciabolata in avanti, il bicipite femorale è probabile che possa subire, non è detto, ma possa subire una contrattura, uno stiramento. Questa è una prima cosa. È logico che questa non è la serata adesso per parlare della biomeccanica, potrebbe essere un tema da suggerire ad Enzo. La seconda cosa era quella che diceva prima sull'utilizzo. Allora, due sono i requisiti, diciamo, del corridore veloce, due sono decisivi. Il tempo di contatto breve, questa cosa non accade solo in fase di accelerazione, per tutta la parte lanciata il tempo di contatto breve contraddistingue le qualità del corridore veloce, non solo del corridore veloce, però in questo caso parlavamo di velocità. La seconda cosa che è decisiva è quanto tu in quel tempo così breve, quanta forza riesci a mettere in quel tempo così breve. E quello è decisivo, va bene? Allora, adesso non ve li posso far vedere perché non c'è il tempo, però io possiedo, grazie alle apparecchiature moderne, questa possibilità, far vedere a voi quanta forza gli atleti mettono nel tempo breve, come cambia da atleta a atleta. Va bene, ci sono delle apparecchiature, sono delle Kissler, sono delle apparecchiature che misurano la forza che viene espressa in appoggio, a qualunque cosa tu faccia, e ti dà il valore esattamente dei chili o dei newton, come preferite, che viene espresso in quell'appoggio. E chiaramente è diverso da atleta a atleta, è logico. Questo è un secondo fattore. Il terzo fattore era quello che aveva detto prima Roberto sulla catena dei muscoli che deve intervenire, e quindi se conviene fare prima una cosa o poi un'altra, eccetera, eccetera. Anche lì, conoscendo la biomeccanica della corsa, si stabilisce un nesso preciso sull'intervento dei muscoli. Cioè c'è la biomeccanica della corsa non la dovete vedere come una fotografia, cioè quelli che sono... quella che è la muscolatura posteriore della coscia non la dovete vedere solo come flessori, questi non sono solo flessori, questi muscoli in un momento sono flessori, cioè quando il piede sale sotto la coscia, quando poi l'arto si apre e quelli non si sono accorciati, poi si allungano. Lo stesso gioco fanno quelli davanti, quando io vado in ammortizzazione si stirano, quando io vengo sotto col piede sotto la coscia, quello dietro si accorcia, questo si stira di nuovo, poi quando l'arto va avanti questi si accorciano, va bene? Quindi vedetelo come un film, quello che è il passo di corsa, i muscoli continuamente passano da una funzione all'altra, quindi per esempio i flessori non c'è mai un momento in cui vanno potenziati, i flessori diceva Vittori, sono dei muscoli svelti, rapidi. Va bene, potenziarli è un rischio perché
li rallentate, non è quella la loro funzione, diverso è il quadricipite femorale che deve sopportare il corpo in caduta, ma come lo deve sopportare? In maniera reattiva, come una molla rigida, diceva lui. Bisogna rispondere in maniera reattiva, perché altrimenti nell'ammortizzazione, che è il tempo più lungo del passo di corsa, ci state troppo. Per quello che riguarda i balzi praticamente vanno ad allungare il tempo di spinta rispetto al tempo normale di spinta di corsa. Servono a far mettere a quegli atleti che sono svelti e tu li vuoi migliorare un pochino, non snaturare come diceva lui, perché tu un atleta non lo puoi snaturare. Se uno è frequente, tu puoi farlo passare da 48 passi a 47,5, mezzo passo è 1 metro circa, va bene, so già 10, 11 centesimi, 9 centesimi di miglioramento. Allora utilizzi quelle esercitazioni dove devi applicare un pochino più di forza in un gesto che non è la corsa ma è molto simile, perché l'arto dietro è esteso. E per ritornare alla questione vai troppo verso l'alto o vai troppo in avanti, no, tutti gli esercizi, compresi i balzi, sono modulabili. Che vuol dire? Io lo posso pilotare verso l'ampiezza, lo posso pilotare verso la massima velocità e in mezzo posso creare tutta una serie di modulazioni. Come faccio? A seconda delle caratteristiche del mio atleta. Se decido anche la tecnica aggiunge lui, quindi a secondo di come lui esegue, a secondo di quello di cui ho bisogno, io piloto i balzi, ma piloto tutti gli esercizi. Posso fare lo skip rapido se ho un atleta che è troppo lento, e posso fare uno skip più alto con delle spinte più marcate se ho un atleta che è troppo rapido e lo voglio far diventare un tantino più ampio. Io volevo dire una cosa sui balzi, magari dico una scemenza. Quello che a me fa sempre paura dei balzi è il fatto che comunque si prende sempre contatto di tutta pianta. Ogni volta che io vado a terra di tutta pianta creo una sollecitazione a livello delle articolazioni non indifferente. E sono convinto dell'utilità dei balzi, ma il balzo del velocista deve essere uguale a quello del saltatore, ovvero questo secondo me è importante, perché comunque andare a creare dei traumi, perché comunque si creano traumi, inutile, noi stiamo a parlare di pesi, ma si creano più traumi a balzare che a far pesi. Ecco, questa è una cosa che a me interessa e che mi mette sempre un po' in difficoltà. No, scusatemi, l'ultimo intervento, non ne faccio più. Allora, la teoria dei balzi da saltatore o dei balzi da velocista data 1971, 72, 73, c'era una diatriba fra Veneto e Friuli quando c'era Zanon, Colle e chi si ricorda bene sulla teoria dei balzi. I balzi sono utili, ma sono utili nella misura in cui si imparano a farli bene, perché se si fanno male i balzi, ci si fa molto male. Allora il problema è prima apprenderli, siamo sempre al discorso precedente. Per imparare a fare le cose, qualsiasi attività che noi facciamo può essere utile o può essere dannosa, dipende da come la facciamo. Se noi impariamo a fare bene i balzi, allora i balzi possono essere utili. È chiaro che più si balza, giustamente ha detto lui, fare il sovraccarico, cioè andare sotto ad un bilanciere con multipower, è una stronzata in confronto a quello che si fa facendo i balzi, perché lì sei guidato, vai su e giù, sì, al massimo puoi andare scendere un po' troppo, però insomma ci sono le sicurezze, ti fermi. È un balzo, quando piglia una botta, cioè non c'è mica nient'altro da dire, da fare. Quindi, prima cosa, bisogna imparare a farli e farli bene. Poi bisogna anche non esagerare,
perché chiaramente vanno fatti con criterio. Allora, credo che le esperienze siano molte, potremmo perdere le ore a parlare di queste cose. È chiaro che fare i balzi diventa utile, è un esercizio di forza speciale, non so, io credo che sia utilissimo, però bisogna farlo bene, bisogna impararlo a farlo bene, non bisogna inventarsi i balzi e non bisogna farne in numero eccessivo. Siccome poi balzi, corsa balzata, io ho sperimentato un periodo, forse te lo ricordi anche tu, quando si faceva chilometri di corsa balzata e tutti si massacravano i tendine rotuleo, perché era matematico, ci si massacrava il tendine rotuleo. Quindi, esatto, allora vedete, cioè, bisogna equilibrare un po' le cose, bisogna farle un po' con raziocinio. Poi, scusatemi, faccio una piccola battuta polemica sulla... Allora, gli infortuni dei giovani secondo me devono essere diversi rispetto agli infortuni degli atleti evoluti. Gli atleti evoluti devono avere attorno a loro una situazione di controllo, perché sono atleti che insomma vivono in una situazione particolare, devono avere un'azione di controllo intorno a loro un po' particolare. Quindi do per scontate alcune cose. Non do per scontato invece molto spesso il fatto che la programmazione che loro fanno sia corretta. Allora, più che un riatletizzatore avrebbero bisogno di un riprogrammatore, perché molti degli infortuni, e se volete ne discutiamo anche fino a domani mattina, degli ultimi infortuni che si sono fatti negli ultimi anni, scusatemi, ma un po' di esperienza su sta cosa ce l'ho, credo siano frutto di una cattiva programmazione tecnico-agonistica. Se posso replicare una cosa sola. Sicuramente non vi rompo più le scatole. Allora, sul discorso dei balzi, chi meglio di Paolo Camossi che abbiamo qua potrebbe anche spiegarci la tecnica in campo. Però io vi faccio un discorso aeronautico. Quando un aereo di linea o anche diciamo di combattimento atterra, questo proviene dal fatto che io ho fatto il militare in aeronautica, sul ruotino anteriore, allora l'aereo atterra, poggia le ruote posteriori che fischiano come la Madonna, perché però sono tante, reggono. Il pilota tiene su la punta, cerca di perdere tutta la velocità o almeno gran parte, dopodiché tira fuori il carrello anteriore, che è uno solo e deve reggere tonnellate che atterrano. Cosa succede? È la stessa cosa del piede. Se il piede noi lo facciamo atterrare, poi Camossi mi dirà se sbaglio o meno, lo facciamo atterrare a velocità zero, ci facciamo male. Ma se invece, come avviene nel ruotino anteriore dell'aereo, interviene un meccanismo che si chiama shimmy, mette in funzione il ruotino, velocissimo. Quando atterra il ruotino è in velocità della direzione. Questo penso avvenga nel balzo fatto correttamente, cioè il piede va in prestinamento rispetto alla gamba e poi torna leggermente indietro. In questa maniera prende in velocità e l'atleta non si fa male. Se sbaglio, dammi botte. Mi piace l'esempio molto, non ci avevo mai pensato. Sono stati in aeronautica. Sono d'accordo con lui. Se il balzo non lo sai fare, Non ti avventurare. lascialo perdere, inventa di qualcos'altro, perché è meglio mettersi 20 kg sulla schiena, che è più semplice che balzare in maniera adeguata. Quello sono pienamente d'accordo. Se posso permettermi, è stato molto interessante. Grazie. Mi permetto anche perché approfitto di Francesco. Si parla degli infortuni, ero poco tempo fa a Bressanone, abbiamo parlato degli infortuni. Mi faccio una domanda, la pongo anche a lui, perché bene o male è fatto responsabile del settore giovanile. In questo momento ci sono molti più infortuni, sia a livello di assoluti, e questo è un problema generale, non solo da noi, anche nel resto d'Europa si fanno tutti male. A livello giovanile non so se in Europa si fanno male, ma da noi si fanno male. Quindi il discorso che hai fatto tu, bisogna prima farli diventare normali, sono pienamente d'accordo, prima arrivavano nettamente più preparati. D'accordo, io l'unica volta che mi sono fatto male avevo litigato col CT, non era lui, e quindi ero nervoso e mi sono fatto male. Però tutte queste, mi è piaciuto prima il discorso
non si impara ad allenare solamente sui libri. L'esperienza, il parlare, il dialogare, il litigare, creare un legame sicuramente aiuta molto di più per certi versi. Quello che volevo dire è che non è che a volte noi allenatori ci facciamo un attimino prendere dalle novità, la forza sì, la forza no, il balzo, adesso si fa solo alta intensità, i recuperi relativi, sono cambiate le piste e di conseguenza l'atleta è più stressato nella vita, attuale atleta. Alla nostra età eravamo dei perditempo, eravamo meno stressati, non lo so, ma ci facevamo molto meno male. Non è che adesso in questo momento i ragazzi sono stressati, le piste sembrano più prestative, il lavoro è più direzionato alla alta qualificazione, perdendo di vista la formazione completa del pre-multilateralità, per cui i ragazzi si fanno male per questo, quindi un'eccessiva, non dico specializzazione, ma un'eccessiva ricerca dell'alta intensità. Solo questo è il mio pensiero. Allora, rispondo un pochino a... Io non volevo entrare nei dettagli, però a questo punto bisogna farlo. Allora no, poi tagliamo. Riguardo a quello che ha detto lui, no, non è corretto. Il piede quando torna indietro va a velocità zero. Non può andare in avanti, cioè non può andare nella stessa direzione perché è come due automobili che si colpiscono. Non va a velocità zero. Velocità. Ma quando torna indietro, se tu lo misuri a velocità zero, è come il piede della corsa. Se il piede non va a velocità zero, come diceva Vittori, tu rischi di più, perché si impatta la velocità del piede con la velocità dello spostamento. Questo è... Quando tu devi scendere da un treno in corsa, corri verso. Ma non riesci, la corsa è diverso, il treno va sempre in quella direzione. Se scendi correndo. No, sono d'accordo, ma... Fai male. Se tu invece scendi dritto come il piede, sì che ti fai male. No, non puoi, perché nella corsa non lo puoi fare, nel treno è logico quello che dici. Nella corsa è impossibile, il piede torna indietro, perché se non torna indietro ti strappi il bicipite femorale. Se torna indietro, torna in velocità e prende il terreno in velocità. L'aereo te lo insegna. No, ma se tu lo misuri a zero, l'hanno già misurato, non è che lo dico io. Però è un movimento probabilmente dinamico che ti permette di non avere il problema, tu ci passi sopra. Se tu invece atterri, come probabilmente insegnano il balzo, ad arrivare qua... sì che... Allora, per parlare meglio del balzo, bisogna vedere come tu balzi. Allora, lì bisogna guardare gli atleti. Primo, l'ha detto già lui, la tecnica esecutiva è decisiva. Secondo, fare i balzi alla massima ampiezza, certo per un saltatore è diverso, adesso parliamo dei velocisti e dei quattrocentisti, conviene balzare sull'erba, è vero che ti dà meno risposta, però ti permette di attenuare molto i traumi a terra. La balzata veloce, i balzi veloci, hanno un tempo di contatto che è minore e si avvicina molto alla corsa e allora lì la possibilità di infortunio diminuisce, però, ci sono tanti però. Primo, quelli che mettono troppo la punta a terra e quindi si scarica tutto il peso del corpo, è meglio addestrarli, quelli si fanno male sicuramente. Quelli che sbattono il piede per terra in maniera violenta, anche quelli sono destinati a farsi male perché l'impatto è troppo violento. Quindi tutte queste situazioni sconsigliano a quegli atleti di fare i balzi. Quelli molto pesanti, 80 kg, 85 kg, e quelli ci dovete pensare a lungo prima di balzare. O balzano correttamente oppure è pericoloso. Va bene, questo è per fare il punto della situazione sui balzi. Per quello che riguarda gli infortuni dell'età giovanile, questo tutti quelli che abbiamo una certa età siamo consapevoli, è stato già detto prima da Francesco e da qualcun altro, è scomparsa l'attività motoria che noi facevamo per strada, che abbiamo fatto tutti noi. L'errore degli allenatori di adesso, ma di tutte le federazioni, io che sto al cono di dialogo con tutti, è quello di considerare il giovane 14enne, 13enne come quello di una volta. No, è cambiato tutto. Quelli non giocano a campana, non fanno, quindi non sono predisposti né a livello coordinativo né a livello di formazione tendinea, muscolare, eccetera, eccetera. Quindi noi prendiamo praticamente dei ragazzi, tra virgolette, vergini, e quindi dobbiamo utilizzare una progressione, per ritornare a quello che dice Paolo, non già specializzata, non perché specializzi, ma non sono adattati. E quindi se noi prendiamo a fare un allenamento normale come facevamo 30 anni fa,
dopo un po' sono tutti infortunati. Dobbiamo ragionare su un tipo di giovane che è diverso da quello di 30 anni fa. E quindi dobbiamo fare tutta una serie di adattamenti che sono molto più lenti e molto più graduali. Quindi questo cozza col fatto che facciamo dei risultati strepitosi nei giovani. Non è possibile, se la tipologia dei ragazzi, se parlate con tutti quelli che insegnano a scuola, vi dicono che i giovani di oggi non sono assolutamente coordinati, veloci come quelli di una volta. E allora non è possibile che noi alla fine della categoria allievi siamo una delle nazioni più forti d'Europa e poi 2 anni dopo ce ne sono rimasti la metà e il primo anno promesse sono scomparsi tutti. Quindi, l'ha già ricordato qualcuno, lì è facile fare i risultati, c'è lo sviluppo ormonale, i ragazzi progrediscono per lo sviluppo e quindi i risultati arrivano. Invece la Francia ha presentato uno studio dove portano i deterrenti maggiori agli allenatori che fanno i risultati giovanili, li penalizzano e loro hanno una percentuale di risultati giovanili che è bassissima ed è altissima a livello assoluto. Più i risultati sono scarsi a livello giovanile e più sono migliori a livello assoluto. Quindi questa è una cosa che l'Italia deve valutare attentamente. C'è uno studio statistico molto, l'ho visto, molto articolato. Però una volta vabbè, ma lo stesso, intanto mi sentono. Una volta magari si perdeva, cioè c'era un'idea un po' diversa di allenamento, soprattutto a livello giovanile, cioè magari si perdeva anche un'ora a fare riscaldamento, il riscaldamento era la corsetta, era lo stretching e quella. Adesso il riscaldamento è specifico già da subito. E ecco, volevo far presente una cosa. Un giorno un allenatore mi disse: ma quanti allenamenti fa Anna? Fa 5 allenamenti. Beh, a quell'età lì dovrebbe farne qualcuno in più. Io dico che la Florunso fa 5 allenamenti alla settimana e ha fatto quei tempi lì, perché si lavora nella specificità. Cioè tante volte si valuta come allenamento totale quello che è, cioè il volume totale e non quello che è la qualità. Quindi è logico che naturalmente se si lavora in modo più specifico è anche più facile magari farsi male. Forse questo, una volta si correva, si faceva 4 andature, intanto passava un'oretta, poi si faceva questo lavoro specifico e si andava a casa. Adesso non è così, perché i tempi sappiamo quelli che sono e dobbiamo stare in quei parametri lì e cerchiamo quindi di modulare, di ottimizzare anche il riscaldamento. Naturalmente vuol dire che la seduta, il lavoro specifico non è più costituito da mezz'ora, ma diventa di 1 ora e mezza, di 2 ore, perché io inizio già da subito a fare delle cose che sì, pesanti, insomma, che possono essere anche stressanti. Allora mi incarico, dicevo, della conclusione, assieme ai ringraziamenti provo a raccogliere qualche spunto dei tantissimi interessanti. Qualche spunto lo raccolgo velocemente anche con un'osservazione personale, riprendendo il discorso di Michele Rossi, che diceva: quando non me ne volere Michele, quando vedo che l'atleta così non è in condizione così, piuttosto gli dico di andare in palestra a fare qualche addominale, un po' di addominali e di dorsali. Sarebbe come dire: lo mando a fare un po' di balzi, fai un po' di balzi. Allora tutto il ragionamento che abbiamo appena fatto cade, perché fare un po' di addominali e un po' di dorsali, io ci faccio tutta la programmazione sugli addominali, sui dorsali, su come farli in un determinato periodo, sull'altro, così, e credo che anche per un velocista Fagli fare quella cosa e solo danno. E fare addominali e dorsali vuol dire che dare in palestra e scaricare. Sì, ok. Quindi tu hai detto una cazzata. No, ok, va bene. Prendo atto, ma nel senso, per dire che anche sulla forza senza sovraccarichi, di cui si discute molto, sugli addominali dorsali, fare 3 serie da 100 ripetizioni di addominali a una certa intensità, o fare 2 serie con 5 ripetizioni ad altra intensità, insomma,
riprendo proprio il discorso della riprogrammazione, no? Invece citata da Uguagliati. Ecco, io credo che l'attenzione da avere con gli atleti è quella di avere sempre più attenzione a tanti aspetti, compresi gli addominalini e i dorsalini, insomma, che si fanno, ecco. E questo per dire ok, questo era un modo per dire che questa sera sono venuti fuori tanti spunti dei quali vi ringrazio a nome di tutti, penso, perché sono venuti fuori spunti a 360 gradi, ecco, su tanti aspetti dell'allenamento, della programmazione, dell'organizzazione dell'allenamento, della periodizzazione, di tante cose, della tecnica, della forza, così. Questo credo che volesse proprio essere l'obiettivo della serata, ecco, un confronto a tante voci, e l'augurio è quello che questo confronto possa continuare sui campi, nelle serate, durante le gare, eccetera, quando ci si vede così, e speriamo anche in altre occasioni organizzate dalla federazione o quant'altro, ecco. Quindi nel ringraziarvi e nel salutare tutti, scusandoci se l'orario è andato un po' oltre, ma credo che la cosa meritasse, insomma, meritasse anche quest'ultimo confronto, ecco. Ringrazio anche Vincenzo De Luca, tutti i tecnici presenti, ringrazio anche Zona Atletica per il servizio, e ecco, allora ci rivediamo sui campi di allenamento domani, grazie a tutti.